Clima teso questa mattina all'alba in via 2 Giugno a Cittadella, dove era in programma lo sfratto esecutivo di una famiglia di origini algerine che avrebbe dovuto lasciare l'immobile. Da una parte le forze dell'ordine schierate, dall'altra un centinaio di persone tra immigrati ed esponenti dei centri sociali che si opponevano al provvedimento, non dovuto al mancato pagamento dell'affitto, ma su richiesta della proprietà. È andata troppo dura. Per forza è stata la moglie operata, hanno inviato per 30 giorni. Da poco cittadino italiano, l'uomo chiede da anni un alloggio popolare presentando la domanda in comune, ma non ha abbastanza punti in graduatoria. Il medico legale e l'ufficiale giudiziario hanno deciso di posticipare l'intervento di un mese per i postumi di un'operazione chirurgica subita dalla moglie. Il suo futuro è quello di avrà un mese di proroga, in questo mese, come sempre ha fatto, cercherà una soluzione alternativa. Ci auguriamo che le proposte diventino concrete nei prossimi giorni. Un ultimo inciso riguarda il perché proprio a Cittadella arriva la forza pubblica per eseguire uno sfratto e non possiamo immaginare che più che un canale istituzionale sia un canale legato alla sede di partito, cioè sul filo diretto Bitonci-Maroni. Murad, operaio in un'azienda locale da 13 anni, da 9 residente a Cittadella. Al sindaco chiede un aiuto, anche temporaneo, con 1.400 euro al mese, afferma fatica a trovare un affitto sostenibile. Fra un mese cosa succederà? Come oggi. Io voglio sindaco solo per 3 anni, aiutami solo per 3 anni. E per prendere la promessa, anche la promessa è mia, io 3 anni, basta. Siamo con i termini. Il sindaco di Cittadella, il deputato della Lega Nord Massimo Bitonci, non è intenzionato a raccogliere la richiesta di Bentram Murad, che questa mattina avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione di via 2 Giugno per lo sfratto esecutivo chiesto dalla proprietaria per la fine del contratto di locazione e che chiede un alloggio popolare. C'è una graduatoria che verrà rispettata fino in fondo e viene messa in discussione anche la sua cittadinanza italiana acquisita da poco. È una persona che ha un lavoro con un reddito anche buono di 1.400 euro al mese, un reddito superiore a quello dei carabinieri e della polizia e della Celere che era presente stamattina, può tranquillamente pagarsi un'abitazione. Vuole forzare l'amministrazione comunale per avere una casa popolare gratuita, ma non gliela daremo. Il suo punteggio non gli consente di superare altre persone in graduatoria. Di origini algerine, da pochi giorni è diventato cittadino italiano, ma il sindaco è già pronto alla prossima mossa e propone cittadinanza dopo 10 anni, previo superamento di un esame. Un cittadino che ottiene quindi la cittadinanza e si comporta fin da subito in questo modo, infrangendo le regole, penso che si possa anche impugnare la cittadinanza per una persona comunque che commette dei reati. Con il suo stipendio assolutamente dignitoso, conclude Bitonci, l'uomo può permettersi una soluzione alternativa in affitto, alternative già rifiutate 2 volte in passato. Uno che si comporta così non può.